Buongiorno a tutti, Roberto Puddu della Remax Mistra di Cagliari. Oggi, vista chiaramente l'arrivo della stagione estiva, siamo lungomare. Siamo nella riviera di Quartu, nella zona di Capitana, e quella che vi presento è una villetta schiera. Su 2 livelli è proprio alle mie spalle, con una zona giorno al piano terra e una zona notte al primo piano. Cortile fronte e retro. Seguitemi nelle mie pagine professionali Roberto Puddu, agente immobiliare, sia Facebook per YouTube, per i dettagli sia di questa villetta che delle prossime occasioni. Venite con me perché direttamente dall'ingresso siamo all'interno di un vicolo, ok? Vicolo di accesso. Questa casa ha 2 accessi nei 2 cortili, quindi questo è quello, diciamo, principale, che si affaccia appunto sulla parte interna che è divisa in 2 parti. Quindi questa può essere definito come piccolo cortiletto anteriore e da questa parte entriamo nella zona un attimino un po' più protetta, un pochettino più riservata, che è una vera e propria veranda. Da questa parte direttamente all'ingresso abbiamo la zona soggiorno, parte veranda che è riparata non solo dal vento che oggi soffia come non mai, ma assolutamente illuminata anche da questi punti luce posti nella parte superiore. Questo è l'ingresso dell'immobile, immobile dotato di alcuni comfort e di tecnologia che più in là vi faremo vedere. Da questa parte siamo direttamente nella parte interna. Apre infatti nella zona giorno. Diciamo che è una zona giorno abbastanza ampia, ok? Con camino, in modo che possiamo riscaldare non solo nelle serate d'inverno, ma anche, se volete, per cucinare, ma è preferibile andare pure nel cortile posteriore con il barbecue. Da questa parte vi faccio notare che c'è una scala che sale su per la zona notte, composta da 2 camere e un bagno. Da questa parte invece abbiamo un piccolo disimpegno che ci conduce al bagno di servizio e alla cucina abitabile, che ci porta direttamente nel cortile posteriore. Una piccola panoramica sul soggiorno, vedete, porta d'ingresso e anche la finestra. Il bagno, come vi dicevo, bagno quasi completo, finestrato nel cortile posteriore, WC, doccia e lavabo. Il classico bagno di servizio. E da questa parte, cucina abitabile, con la possibilità di gestire tutto il discorso delle colazioni o degli spuntini veloci. Anche perché abbiamo la cucina attrezzata da questa parte e poi da questa parte. Fino all'occhiello dei direttori d'orchestra ai fornelli e poi, dopo aver mangiato, direttore d'orchestra al lavandino. Di qua, porta che ci conduce al cortile posteriore, ben più ampio di quello anteriore, sicuramente la parte prediletta per le giornate e le serate all'aria aperta. Venite. Beh, l'ampiezza del cortile, diciamo che è di tutto rispetto per poter accogliere comodamente un tavolo, anche perché abbiamo un albero che ci fa compagnia, un albero di melograno. Sapere quanto piacciono a me i melograni, insomma, mi rende solo felice. E poi di qua, chiaramente, abbiamo una zona, ok, per poter poggiare tutte quelle che potrebbero essere le pietanze, ma attenzione, secondo accesso all'immobile, accesso pedonale, che come all'inizio del video ci conduce nel secondo vicolo direttamente fronte strada, assolutamente percorribile da un'auto, così potete scaricare tutto quello che volete, persone comprese. Di qua chiaramente passiamo ad un'altra arte, un mestiere, insomma quello che è il lobby, da cui potete cucinare quello che volete. Ok? Tavolo per poggiare con gli sportelli che fungono da ulteriore ripostiglio, accoglie sicuramente legna e tutto quello che può servire per il mini giardinaggio. Ma una delle cose che vi voglio farvi notare, un accessorio di questo immobile, un accessorio di non poco conto, è il discorso superiore dei pannelli fotovoltaici che gestiscono, creano e vendono corrente tramite appunto quello che è il contratto e viene venduto chiaramente con l'immobile. Ritorniamo sull'immobile per andare a vedere su la zona notte.
Ok, siamo di nuovo nel soggiorno, piccola rampa di scale e siamo giù, su, nella zona notte. Ok, siamo su al primo piano. Quello che volevo farvi notare in questa salita, diciamo, del solaio a gradoni, perché questo funge, e lo vedremo poi quando visiteremo questa stanza, da cabina armadio per questa camera. Primo piano composto da 2 camere di taglio matrimoniale, in grado di accogliere appunto una camera matrimoniale e un bagno. Iniziamo dalla prima. Questa è sicuramente la camera più ampia, camera matrimoniale. Abbiamo un'estensione in lunghezza fino ad avere il balcone, quella che è la verandina, ok, lato ingresso, con esternamente la zona lavanderia, possibilità di averla anche giù, ma in questo caso è accolta da questa parte qua. La vediamo subito. E usciamo in quello che è diciamo, il primo balcone veranda. Vi dico così perché in realtà è estremamente particolare questo balcone, anche perché c'è una parte che urbanisticamente è utilizzata appunto come balcone e una parte che urbanisticamente è solo una copertura. Evidentemente, vi dico che avendo la possibilità anche di ornare questa parte, basterebbe semplicemente utilizzare un diverso tipo di ringhiera. Ma un'altra particolarità è appunto alle mie spalle la zona lavanderia assolutamente coperta e riparata con un piccolo lavabo. E questa che vediamo è la porta, è la finestra del bagno al primo piano. La vediamo subito. Ricordiamo che le 2 camere sono climatizzate, ognuna delle 2 ha una pompa di calore, un climatizzatore per sé. Rientriamo dalla camera. Ok. Ricordiamo il soppalco in legno e da questa parte entriamo nel bagno. Bagno comunque completo, abbiamo una parte in muratura, la doccia in muratura, e da questa parte bidet WC ed è finestrato. Ok? Da questa parte invece, dall'altra parte in disimpegno, entriamo nella seconda camera. Anche in questo caso utilizzata come camera matrimoniale. Perché abbiamo una camera matrimoniale? Oltre ad avere l'armadio, diciamo, alle spalle appunto di voi che state vedendo, abbiamo anche la possibilità di utilizzare questi armadi a muro fin sopra quello che è il soppalco del disimpegno. Tra l'altro un armadio estremamente profondo. Io adesso metto la mano dritta, ok, il braccio dritto, abbiamo una profondità notevole per poter contenere chiaramente abiti o utilizzarla come disimpegno. Usciamo nella veranda dedicata a questa camera. Veranda che chiaramente oggi ci accompagna in una giornata estremamente ventosa, ma che non ci spaventa, fortunatamente c'è il sole. La particolarità rispetto alla veranda precedente è che in questa veranda il mare si vede in maniera un attimino un po' più netta. Ed è il mare che poi dà su Santa Luria, nelle giornate come oggi, si vede fino in fondo il Poetto e Cagliari. Beh, quella che vi abbiamo presentato è una casa indipendente, una villetta, diciamo una villetta a schiera, con un doppio accesso su 2 vicoli, ok, che danno sulla strada principale, vicoli tra l'altro carrabili, che hanno la possibilità di accoglierci nel cortile anteriore o posteriore. Una villetta con una zona giorno, con camino, cucina abitabile, bagno di servizio e al primo piano 2 camere abbastanza ampie da poter contenere appunto una camera matrimoniale e un bagno, e queste 2 verande. Il prezzo potrebbe essere interessante anche perché la zona è in forte espansione, ma soprattutto il periodo estivo sta arrivando, potrebbe essere per voi o la vostra prima abitazione o, perché no, un potenziale investimento. Vi invito chiaramente a prendere in considerazione e ricordate che sono Roberto Putu, Remax Mistra di Cagliari. A voi tutti, posso vendere anche la tua.